Una strada che ha permesso a questa regione di crescere e di avere nuove opportunità. Le tensioni politiche internazionali consegnano al Friuli Venezia Giulia nel 2025 una serie di sfide impegnative che il presidente della regione Massimiliano Fedriga non vede l'ora di affrontare, come detto nel suo discorso andato in onda a fine 2024 su TV12 e Tele4 TV del gruppo Media Nord-Est. La volontà di rafforzare le connessioni, i collegamenti e i rapporti con i partner occidentali e delle democrazie occidentali. Questo ovviamente porta opportunità importanti. Basti pensare alle nuove connessioni che esistono fra le nostre imprese e gli Stati Uniti. Stiamo lavorando con il Giappone, ovviamente anche con tutti i paesi europei. Oppure alle opportunità di lavoro che ci possono essere e di ricerca che si possono creare attraverso le università e tutti gli enti di ricerca che insistono tra i nostri paesi. È stato un anno di crescita il 2024 con tante risorse messe a disposizione per lo sviluppo delle famiglie ma anche delle imprese. Malgrado questo e malgrado queste difficoltà, il Friuli Venezia Giulia ha continuato a crescere. Grazie a un lavoro comune dalla Regione abbiamo fatto del nostro meglio, ma tutte le imprese, i lavoratori, il sociale, i volontari che continuano a crederci e a crescere. Pensate che nel 2018 abbiamo fatto una legge di stabilità che valeva 4,1 miliardi di euro. Quest'anno quella stessa legge di stabilità valeva 6,2 miliardi di euro. Abbiamo citato le imprese, abbiamo messo decine di milioni di euro, anzi centinaia di milioni di euro a favore delle imprese in questi anni per far sì che potessero innovarsi, comprare nuove tecnologie, offrire nuove opportunità di lavoro. Oppure pensiamo alle misure sulle famiglie. Abbiamo messo quest'anno più di 90 milioni di euro nelle misure per le famiglie. Un aumento di più del 250% nelle politiche della famiglia rispetto a quello che abbiamo trovato, più 250%. Oppure pensiamo alle misure sul fotovoltaico, che permettono oggi ai cittadini della nostra regione di far sì che la loro casa possa avere un'autoproduzione energetica e quindi abbassare drasticamente il costo dell'energia o addirittura in alcuni casi annullarlo. Non riutilizza i suoi ormai famosi basta Fedriga, ma di nuovo torna a mettere i puntini sulle i per quello che riguarda l'argomento sempre delicato della sanità. Dunque bisogna andare e creare centri che siano all'avanguardia, che abbiano casistica e che possano garantire il miglior diritto alla salute ai cittadini di questa regione. Dirlo così sono convinto che la gran parte di chi mi sta ascoltando sarà d'accordo. Dopodiché però quando si fanno queste scelte incominciano a nascere i comitati o i comitatini che vanno a dire no, è giusto, ma da me no. Così non può funzionare.